Gentili colleghe e colleghi, buonasera, benvenuti. Siamo qui per un'occasione importante questa sera, vi ringrazio per essere intervenuti così numerosi a ricordare, a festeggiare, direi pure il termine più appropriato, i 30 anni d'esistenza del Polo Vea. Io non faccio parte di questa storia, da un anno sono stato privilegiato con l'assegnazione dell'incarico di direzione della Biblioteca Nazionale Marciana ed ho un ricordo anche abbastanza vago, devo dire, di quei primi anni pionieristici in cui si è dato vita a questa straordinaria impresa, ovvero sia la creazione dei poli. Poi ovviamente parleremo in particolare di questo Polo SBN, però diciamo si è principiata l'avventura del sistema bibliotecario nazionale. Era il 1984 quando, con la prima intesa Stato-Regioni, Ministero per i Beni Culturali e Conferenza delle Regioni, si diede avvio, e quella è considerata effettivamente la data di nascita di SBN. Poi all'inizio magari apparentemente lentamente, poi via via sempre più velocemente, nell'85 sono nati i primi poli, nell'89 il Polo Vea, quindi uno dei primi, anche se non fra i primissimi, nel 92 si è acceso, per così dire, l'indice SBN, nel 97 il primo OPAC SBN e via via fino ai tempi più recenti. Dicevo che appunto io ho un'idea, un ricordo un po' vago perché allora mi occupavo d'altro, anzi pensavo che nella vita avrei fatto un'altra professione, però come habent sua fata libelli, simul homines direi, nel senso che poi la vita ti porta a intraprendere delle strade diverse da quelle immaginate. Qui però appunto ci sono, a questa giornata e domani, molte persone che invece hanno vissuto da protagonisti e in prima persona quei momenti fondativi per quello che è un risultato di cui il nostro Paese deve senz'altro essere molto orgoglioso. Anche sì, l'impressione che ai nostri vertici non siano pienamente consapevoli di questa cosa, ovvero sia di come il lavoro che è stato fatto in questi oltre 30 anni sia un lavoro che pone il nostro Paese all'avanguardia nel campo della biblioteconomia. E forse dovremmo sottolinearlo sempre più con maggior forza e anche sottolineare appunto la bellezza insita in sé del lavoro coordinato che c'è dietro l'indice SBN, dietro ciascun polo, che è un lavoro coordinato fatto da tante istituzioni ed anche entità private che da molti anni collaborano e hanno partecipato a pieno titolo, su un piano potremmo dire paritario, agli sviluppi, alle conquiste del sistema bibliotecario. Questo convegno noi l'abbiamo organizzato con la collaborazione della Fondazione Levi, che ringraziamo per il supporto che non manca mai alla Biblioteca Marciana, con la collaborazione dell'Associazione Italiana Biblioteche. Qui accanto a me vedete la Presidente Angela Munari, che parlerà subito dopo di me, ma soprattutto io ho l'obbligo di ringraziare il nostro partner. Prima facevo cenno appunto a questi partner privati che hanno però collaborato e collaborano tuttora. Noi da molti anni appunto collaboriamo con DM Cultura, che non ha voluto mancare di sostenere questa iniziativa, quindi io ho il doppio obbligo quindi in questa sede di ringraziarli, ma ringraziare in particolare il dottor Luca Morini, che è qui con noi, che al di là dell'impegno appunto professionale appunto in rappresentanza di DM Cultura,
io direi che ci mette del suo, ci ha messo del suo, quindi noi lo consideriamo a tutti gli effetti un amico della Marciana. Quindi se voi mi permettete, io vorrei ringraziarlo ufficialmente, perché non abbiamo mai avuto occasione di farlo, facendogli dono del speciale francobollo annullo filatelico che è stato realizzato per i 550 anni della Biblioteca Nazionale Marciana. Grazie. Ho citato, però appunto provvedo pure a farlo ufficialmente, i ringraziamenti per gli amici della Biblioteca Nazionale Marciana, che appunto anche in questa occasione ci sono stati vicini, e io non aggiungo altro perché appunto, ripeto, altri molto più di me, aggiungo un ringraziamento doveroso e fondamentale, ovvero sia quello a Maurizio Messina, cui si deve l'organizzazione e l'ideazione di questa iniziativa, eppure lui esempio virtuoso di collaborazione post pensionem, cosa assolutamente non consueta, no? Non è facile trovare i direttori passati, presenti e futuri, sicuramente pure in qualche caso, così collaborare così strettamente, però davvero devo ringraziare Maurizio per questo e tante altre cose. Grazie. Non aggiungo altro e cedo subito la parola ad Angela Munari. Grazie. Grazie per aver invitato AIB. Io lancio solo 2 spunti di riflessione e poi lascio la parola agli esperti di questa sera. Il mio incontro personale con SBN avviene ancora giovane, diciamo, come non sono più, nel 1993, quando ero studentessa a Ca' Foscari, in un convegno che si intitolava Oltre l'automazione, che Cristina credo si ricordi molto bene, per una politica dei servizi bibliotecari nel Veneto. Da giovane studentessa devo dire sono rimasta che a differenza del dottor Campagnolo, voleva fare fortemente la bibliotecaria, rimasi fortemente colpita da 2 interventi. Il primo, quello della direttrice dell'allora Istituto Centrale appunto per il Catalogo Unico, Giovanella Morgan. Mi colpì perché la dottoressa Morgan riflette su un concetto di SBN come un grande centro di democrazia. La Morgan scrisse poi negli atti questo, perché dice parlo di vocazione democratica di SBN, perché rifletteva, noi stiamo lavorando soprattutto attraverso gli indici anche per le biblioteche che non vi partecipano, avendo preferito scegliere anche un altro software affinché possano lo stesso utilizzare SBN. Io credo che questo principio democratico sia validissimo ancora oggi, quando c'è una frammentazione sia dell'informazione fortissima, dettata appunto dall'adozione di software molto diversi da quello di SBN, e anche, come sappiamo, da un'informazione, da una liquidità dell'informazione che ci viene appunto da Google. In quello stesso convegno, un'altra riflessione che io trovo di un'attualità quasi imbarazzante fu quella di Chiara Rabiti, che notoriamente, come Cristina Cellegon, a mio avviso furono e sono 2 sacerdotesse di SBN, da cui io sono stata debitamente allevata alla liturgia. In quell'occasione Chiara Rabiti disse, e poi scrisse appunto negli atti che qui ho recuperato, dice il lavoro quindi delle biblioteche, la programmazione, dice, di un modello di sviluppo bibliotecario sul territorio in cui, SBN offre la programmazione di un modello di sviluppo bibliotecario sul territorio in cui tutte le strutture e le istituzioni presenti possano riconoscere il loro preciso ruolo, a cui possano fare sicuro riferimento anche nella loro pianificazione interna e per cui siano disponibili attivamente ad impegnarsi. Chiara Rabiti sottolineava appunto come fosse necessario creare un progetto di servizio bibliotecario fortemente integrato, che io trovo sia di un'attualità assolutamente
stringente e richiami anche quotidianamente il nostro lavoro, perché io trovo invece che come presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche del Veneto, girovagando, ci sia un atteggiamento fortemente autarchico, no? Di sopravvivenza, si tagliano le risorse, ci sono i dati del PMV, appunto i dati che la Regione del Veneto raccoglie, che sono abbastanza desolanti, che danno l'idea chiaramente di un contenimento progressivo della spesa, di tagli del 40% ed oltre sugli acquisti, sulle oltre 976 biblioteche del Veneto, biblioteca più, biblioteca meno, conteggiando sia le biblioteche di pubblica lettura che le biblioteche universitarie e le biblioteche di conservazione. Trovo quindi che anche rispetto ai dati Istat, e qui chiudo con due riflessioni su cui mi sono già soffermata in una magnifica giornata alla Fondazione Levi con dei colleghi appunto di un'associazione di bibliotecari americani, trovo che sia necessario fermarsi un attimo. Anche rispetto ai rapporti Istat ed OCSE sulla conoscenza degli italiani, noi stiamo ad un livello che per alcuni versi è fortemente desolante, in cui le biblioteche si inseriscono con il loro lavoro quotidianamente. Noi abbiamo un'esposizione ai beni culturali, ci dice l'Istat, inteso appunto come patrimonio museale, soltanto del 30% degli adulti, quindi soltanto il 30% degli italiani frequentano siti culturali, a differenza per esempio dei paesi scandinavi dove è l'80%. Di nuovo il 30% degli italiani frequenta le biblioteche pubbliche ed è il dato più alto di frequenza delle biblioteche, e solo il 42% sappiamo, la storiella, che ha letto almeno un libro all'anno. Io credo quindi che, partendo da questo contesto anche culturale, di conoscenza o di non conoscenza, peggio, il ruolo delle biblioteche, il loro coordinamento, la differenziazione dei servizi e naturalmente il ruolo portante in questo di SBN ci porti a fare una riflessione e una formulazione che spero anche dalle esposizioni dei massimi esperti, appunto sicuramente regionali e anche nazionali, da oggi, da questa giornata e da quella di domani possa emergere. Io mi fermo qui e vi ringrazio appunto per l'attenzione. Bene, la parola ora all'organizzatore del convegno, Maurizio Messina. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Quello che vedete proiettato sullo schermo è il VEA 5. Ora, il VEA 5 è il più vecchio record tuttora in servizio creato dal Polo SBN di Venezia. È stato creato il 19 aprile del 1990. Posso anche ingrandirlo un po', così si vede meglio. Non siamo fortunati come la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze o come il Polo di Ravenna, che hanno tuttora in servizio il CFI 1 e il RAV 1. Il CFI 1 è del 1985 ed è il primo record che è stato creato da e per la cooperazione, come ci ha di recente ricordato Giovanni Bergamin. I nostri VEA 1, 2, 3, 4 sono finiti schiacciati o accorpati secondo quella procedura che chi lavora in SBN conosce molto bene. Quindi voi direte è del 1990, noi il trentennale sarebbe nel 90, no, perché in realtà l'anno veramente cruciale, come aveva appunto ricordato adesso il direttore, è stato il 1989. In quell'anno io stesso, bibliotecario marciano da poco dopo aver cominciato la mia vita professionale alla Querini Stampalia, chiesi e ottenni un appuntamento con l'allora direttore dell'ICCO, Angela Vinai, direttore autorevolissimo che tutti conosciamo, con l'obiettivo di andare
da lei per perorare la causa della creazione di un polo SBN del MIBAC a Venezia, ma anche per illustrare il lavoro che in quei mesi fino a quel punto già era stato svolto. C'erano state già tutta quanta una serie di rapporti fra le biblioteche veneziane per arrivare a questo obiettivo. Il colloquio con Angela Vinai fu brevissimo, non durò più di 10 minuti. Dopo pochissimi minuti di un mio eloquio, cioè probabilmente piuttosto incerto, la Vinai mi interruppe e mi disse: Messina, stia tranquillo, perché noi abbiamo già deciso di istituire a Venezia un polo del MIBAC e a questo scopo abbiamo stanziato 500 milioni di lire. Lo scopo sarà quello, visto che siamo, appunto, mi disse la Vinai, mi ricordo, perfettamente coscienti dell'eccezionale valore del complesso delle biblioteche veneziane, lo scopo è quello di creare un polo cittadino centrato sulla Marciana, quindi con il coordinamento della Marciana, perché dovrà lavorare proprio sulla integrazione dei servizi di tutte le biblioteche veneziane, anche per innalzare la qualità dei servizi stessi. Ora, la Vinai, come tutti sapete, era una persona capace di incutere rispetto prima di tutto, ma anche qualche timore. Ecco, il ricordo che io conservo di quell'incontro è quello della estrema dolcezza del suo sguardo. È una cosa che mi è rimasta così, che ricordo, che non ho più dimenticato. Quindi me ne tornai a Venezia molto, molto contento, e da lì tutte quante le cose sono un po' partite. Ricordo l'arrivo del mainframe 3090 IBM cioè caricato su 2 mototopi. Per chi non è veneziano, questa cosa dei mototopi è sempre molto divertente, sono delle imbarcazioni veneziane da trasporto. Quindi poi questo macchinario enorme scaricato sulla banchina di San Giorgio, perché è lì appunto che dopo lunghe ricerche avevamo trovato il luogo in cui si poteva installare il CED. Poi ci furono i corsi di formazione, il lavoro appunto prima in base di prova e poi l'avvio in produzione appunto nella primavera del 1990. Adesso vi vorrei far vedere, ed è l'ultima, un'altra immagine che si riferisce a un seminario Vinai del 2003. Per molti anni la Fondazione Querini Stampalia portò avanti questa meritoria iniziativa dei seminari Vinai, cioè ci invitò ogni anno a una riflessione sullo stato di quello che allora chiamavamo automazione delle biblioteche. Poi negli anni questi temi si ampliarono, l'orizzonte si allargò e il titolo appunto di questo seminario Vinai del 2003 era La frontiera digitale. Quindi voi potete appunto facilmente immaginare la storia che abbiamo alle spalle, insomma, e da quanto tempo discutiamo di queste cose. Nella foto, come potete vedere, ci sono delle persone che sono qui con noi anche oggi. Da destra potete riconoscere Giorgio Busetto, poi Gabriele Lunati, Claudio Leombroni, Tommaso Giordano, Riccardo Ridi, Claudio Chetta, credo che allora era un consigliere del MIBAC, Gino Poggiali, allora presidente dell'AIB, Antonella De Robbio e Pippo Vitiello. Queste dei seminari Vinai sono sempre state delle occasioni estremamente importanti per discutere appunto delle nostre cose e gli atti che sono stati puntualmente pubblicati sono ancora molto importanti anche oggi. Questa foto mi è stata fornita da Barbara Poli della Querini Stampalia, che ringrazio per questa cosa. Bene, ecco, io ho voluto
aprire queste due finestre sulla nostra storia proprio per significare, se volete, quello che l'incontro di queste due giornate non vuole essere. Non vogliamo fare un bilancio di 30 anni di attività del Polo e non potremmo nemmeno farlo in assenza della Regione Veneto, degli altri poli SBN che hanno più o meno la nostra età. Un bilancio del SBN del Veneto dovrebbe tenere conto di tutte le realizzazioni che sono state fatte cioè questo periodo, quindi dovrebbe essere qui anche l'Università di Padova. Ecco, non è questo l'obiettivo che noi ci siamo posti, forse andava oltre le nostre capacità di organizzazione, ma certamente, voglio appunto ribadirlo, una occasione di questo tipo sarebbe importante, sarebbe quanto mai gradita, quindi se mai qualcuno vorrà prendere appunto questa iniziativa, credo il direttore poi me ne potrà dare atto che la Marciana sarà ben felice di partecipare. Noi vediamo invece il trentennale come l'occasione per una discussione e valutazione critica di alcuni temi del nostro presente. Questo lo potete vedere dal programma. Comunque in questo pomeriggio noi tratteremo prevalentemente tematiche di interesse locale, ma non solo, perché avremo appunto l'intervento del nostro principale partner tecnologico DM Cultura, le conclusioni di Giorgio Busetto che di quegli inizi di SBN e di questi 30 anni di storia è stato testimone, partecipe e protagonista, e in realtà abbiamo intenzionalmente scelto di non chiedere alle nostre ospiti e ai nostri ospiti che parleranno appunto dopo di me un titolo per i loro interventi, proprio per dare loro la massima libertà di espressione. Diciamo che c'è solo una indicazione generale di evitare la marcord, perché non è questo l'obiettivo del convegno. Come si diceva, il convegno è organizzato in collaborazione con AIB e la Fondazione Levi, e domani avremo appunto occasione di discutere un recente documento curato dal gruppo di lavoro AIB sulle biblioteche digitali, che è coordinato da Cristian Bacchi, che ha per titolo Cosa SBN dovrebbe fare nel breve e medio periodo. Di questo parleremo appunto domani mattina. Un'ultima considerazione, poi chiudo, vorrei farla sul titolo Contenuti e servizi. È un titolo che può apparire forse poco accattivante. Diciamo che la comunità professionale oggi sembra concentrata prevalentemente su altri temi, penso alla sostenibilità ambientale e sociale delle biblioteche, all'inclusione, all'information literacy, sono tutte cose importanti, però abbiamo ritenuto come dire, che questo pezzo della più ampia filiera della produzione, organizzazione e disseminazione della conoscenza, cioè i contenuti che originano nuovi servizi e i servizi basati sui contenuti, debbano comunque restare al centro della riflessione della comunità professionale e anche delle proposte di evoluzione di SBN che, come appunto ricordava il direttore Campagnolo, è una infrastruttura nazionale delle biblioteche, quindi su questo accoppiamento fra contenuti e servizi deve continuare a vivere. Io vi ringrazio della vostra attenzione, non voglio prendere altro tempo e quindi adesso lasciamo al prosieguo degli interventi.